Un incendio furioso ha completamente distrutto l'albergo Ponte Serra a Lamon. 6 ospiti della struttura portati in salvo. I danni sono ingentissimi, già scattata una gara di solidarietà. Bufera Appalti a Padova ha sequestrato il cantiere della nuova curva dello stadio Uganeo. I finanzieri mettono i sigilli all'area. Per la prima volta nella casa di Adriana Ciobanu la mamma racconta di aver visto in sogno la tragedia della figlia e rinnova il suo perdono ad Alessandro, 23enne ubriaco alla guida della macchina che ha travolto la 22enne. Centinaia di aggressioni all'anno fisiche e verbali, vittime sono i medici e gli infermieri degli ospedali della Marca, per questo l'ULSS è corsa ai ripari con dei corsi di addestramento. Saranno mesi critici per il tessuto produttivo veneto e italiano, a dirlo il sottosegretario con delega alle crisi d'impresa, il padovano Massimo Bitonci. Inflazione e ricadute per i comuni, la situazione resta critica. Da Preganziol parte una mobilitazione, sospendiamo tutti insieme l'approvazione dei bilanci di previsione, dice il sindaco. Mesi di crescita continua per il turismo a Padova, numeri da record per i luoghi tradizionali ma anche per le 4 mostre aperte contemporaneamente, un autunno decisamente diverso dai precedenti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i tanti i fatti di cronaca di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che torna in prima serata a partire dalle 21:15. Profughi, stop alle navi delle organizzazioni non governative. È la linea giusta? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non è la linea giusta, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera per l'appunto a Ring a partire dalle 21:15, mentre vedete fluiscono le notizie proprio sulla crisi dei migranti, con Parigi che ha accolto da poco la Ocean Viking e con il ministro alle infrastrutture Salvini che dice l'aria è cambiata. Insomma, il tema resta di primo piano. E c'è la cronaca che ci porta nel Feltrino, dove è andato distrutto. Le fiamme sono divampate in una struttura simbolo del territorio, l'albergo di Ponte Serra. Siamo sulla strada tra il Feltrino occidentale e il Primiero, in comune di Lamon. Ma ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani con le immagini di Stefano Bozzi. Qui stiamo vedendo consumarsi uno dei simboli della nostra comunità da ormai il 1861. È una cosa che non pensavamo di dover vedere. Ecco quel che restava attorno a mezzogiorno di oggi del glorioso albergo Ponte Serra a Lamon. Collassato il tetto e sbriciolati i solai in legno dell'immobile devastato da un furioso incendio che si è sviluppato qualche ora prima dell'alba pari al piano mansardato. A dare l'allarme un automobilista che ha visto il fumo copioso, ha avvisato il proprietario Davide Pante, che si è prodigato per far uscire le 6 persone ospiti della struttura, tutte fortunatamente incolumi. Mi dispiace molto per loro perché li conosco da tempo. Chiusa la strada regionale del Grappa e Passorolle, a lungo interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, cui si sono alternati incessantemente oltre una 60ina di vigili del fuoco, effettivi e volontari, accorsi da tutto il Vellunese e dalla vicina provincia di Trento. Non sappiamo di preciso dove è partito l'incendio, comunque stiamo valutando le varie possibilità. Noi siamo arrivati sul posto, c'erano già le fiamme sviluppate sul sottotetto che erano molto alte, quindi era già ben esteso. Al lavoro anche i volontari della Protezione Civile di Lamon. C'è bisogno di tanta acqua, c'è bisogno di cibo e c'è bisogno anche di qualche raccordo che non guasta mai, insomma. E quindi un grazie speciale anche a loro. Il complesso ottocentesco, chiuso per una 40ina d'anni, era stato acquisito nel 2017 da Davide Pante, ex assessore di Lamon, e dalla moglie Deborah, e dopo la riapertura del ristorante 2 anni dopo erano stati avviati i lavori di ristrutturazione che avevano restituito l'albergo locanda agli antichi fasti. La sfortuna è tanta e come amministrazione comunale credo che oltre ovviamente ad esprimere vicinanza, ed è il minimo ma è anche naturale, si debba pensare a una qualche forma di sostegno straordinario. È un'attività insomma importante
che per il momento se ne va. Per il momento, sottolinea il sindaco di Lamon, perché il grande cuore dei suoi concittadini e quello di chi ama da sempre quel luogo magico si è già messo in moto. Si pensa a una sottoscrizione popolare per dare una mano a Davide e Deborah, a loro l'abbraccio e il sostegno di una comunità sconvolta da una tragedia inimmaginabile. La ripresa della circolazione sulla strada regionale 50 che avete visto nelle immagini in località Ponte Serra è prevista nel corso della giornata di domani, mercoledì 9 novembre. Lo comunica Veneto Strade. Con la riapertura, tra l'altro, potrà riprendere anche il servizio delle linee extraurbane numero 26 Feltre-Fonzaso-Lamone, numero 29 Feltre-Fonzaso-Servo di Sovramonte, servizi che sono attualmente sospesi. Voltiamo pagina, andiamo a Padova per la bufera degli appalti, sequestrato il cantiere della nuova curva dello stadio Euganeo. Subappalti irregolari e turbativa d'asta, ad allungare i tempi di realizzazione della nuova curva dello stadio Euganeo, ora anche un'indagine della Guardia di Finanza di Padova che ha svelato preoccupanti retroscena che riguardano l'appalto da 5 milioni di euro per i lavori della nuova parte dello stadio che comprende anche 2 palazzetti dello sport. I finanzieri, su ordinanza del giudice, hanno sequestrato il cantiere della curva sud e hanno notificato 2 sospensioni ad altrettanti funzionari comunali per 5 mesi e 2 divieti di contrattare con la pubblica amministrazione per altrettanti imprenditori per 5 e 3 mesi. L'ordinanza di sospensione è stata notificata al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori in carica all'epoca dei fatti, che secondo l'accusa in concorso con i 2 imprenditori sono indagati per il reato di subappalto non autorizzato. I sigilli nell'area del cantiere, un'opera tanto attesa che già aveva subito dei ritardi e che ora con quest'ombra rischia di congelare tutto per molto tempo. L'amministratore dell'impresa giudicataria, che ha sede a Viterbo, ha indagato anche per turbata libertà degli incanti. Secondo i finanzieri, infatti, avrebbe viziato la gara relativa ai lavori di rifacimento della nuova curva dello stadio, promettendo tempi di esecuzione inferiori, quasi dimezzati rispetto a quelli previsti dal bando. Indagato anche il legale rappresentante di un'altra impresa del bresciano, alla quale sono state subappaltate illecitamente delle opere in violazione del codice degli appalti. Per quanto riguarda i 2 funzionari pubblici, secondo l'accusa avrebbero agevolato questo sistema non censurando le lacune procedurali e non esercitando la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto. Il nostro vice direttore Ferdinando Avarino ha intervistato Adriana Ciobanu, mamma di Miriam, la 22enne travolta uccisa la notte di Halloween a Pieve del Grappa da un coetaneo, risultato poi positivo, lo sapete, ad alcol e droga. L'intervista integrale questa sera a partire dalle 22 nel corso di Ring. Prima di iniziare questa chiacchierata mi ha detto che questa forza gliel'ha sempre data Miriam. Me l'ha insegnata, non data. Me l'ha insegnata lei, con l'amore che aveva per ogni cosa, con l'amore. Seduta sul divano di casa, circondata dai suoi quadri, immagini e colori in cui Adriana Ciobanu, mamma della giovane Miriam Ciobanu, una vita portata via in un attimo nella notte di Halloween, ritrae i suoi sogni. C'è il ritratto di Miriam e quello di Charlie, la sorella, c'è l'immagine di Gesù in croce. Adriana racconta che le ultime ore della figlia le erano apparse in sogno e di aver sognato anche un altro incidente. Anche in quella occasione era con Tommaso Dal Bello, come nelle sue ultime ore di vita. Che la mancanza di responsabilità di Tommaso non parte solo da quella serata lì, parte da un incidente in macchina 3 settimane fa che ci ha nascosto, non ci ha mai chiamato come genitori per avvisarci di questo, siamo venuti a saperlo, io sempre in un sogno ovviamente. E mio marito, lei aveva visto quell'incidente? Sì, infatti prima... l'avevo scritto anche alla Miriam, sì. Ma lei, Adriana, crede che sia andata diversamente quella notte? Ma certo che sì. Cioè? Questa è un'opinione che mi sono fatta dalle poche cose che so, sicuramente andrò a fondo, perché il telefono di Miriam è adesso in mano ai carabinieri e Miriam aveva l'abitudine di salvare qualunque cosa e per certo so che determinate cose verranno fuori. Nella lunga intervista concessa ad Antena 3 si rivolge ad Alessandro, il 23enne, che sotto l'effetto di alcol e droga ha investito e ucciso la figlia. Siccome ho saputo per vie traverse ma sicure che il ragazzo insomma avrebbe anche voluto farla finita, e che quell'intervista è arrivata al momento giusto, la vorrei ribadire. Che non si senta non perdonato da me, Alessandro, perché per quanto mi riguarda non ho provato neanche un secondo nei tuoi confronti l'odio o il rancore.
Quindi questa intervista in versione integrale, un'intervista in esclusiva, sarà mandata in onda questa sera a partire dalle 22 nel corso di Ring. Voltiamo pagina e parliamo di un vero e proprio fenomeno davvero preoccupante che si sta registrando negli ospedali della Marca. Centinaia le aggressioni ai danni del personale sanitario, con l'ULSS 2 che corre ai ripari e organizza dei corsi di addestramento. Non un'emergenza quanto un fenomeno radicato e diffuso. In 2 anni sono quasi 900 le aggressioni fisiche e verbali registrate ai danni del personale sanitario dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Nel 2021 solo gli infortuni derivanti dal Terchi sono stati 18, nel 2019 era andata anche peggio, ben 39. Incorsie, insulti e minacce sono in continuo aumento, ma non è solo una questione di quantità. Quello che ci fa riflettere e ci preoccupa è proprio dove si stanno diffondendo, perché mentre storicamente avvenivano qualche anno fa in situazioni come l'SPDC, Pronto Soccorso, SERD e altro, dove proprio per la tipologia di attività erano anche facilmente prevedibili, ora purtroppo li troviamo anche in reparti dove storicamente non sono mai avvenuti o molto raramente, non so, la cardiologia, l'ortopedia, eccetera. Da qui l'iniziativa del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ULSS che accanto a forze dell'ordine e squadre di soccorso esterne ha avviato nei distretti di Treviso e Asolo dei cicli di addestramento del personale, vere e proprie esercitazioni con gli equipaggi della Polizia di Stato che hanno anche simulato un intervento della squadra mobile in psichiatria al Cafoncello per far fronte a uno scenario di aggressione e sequestro degli operatori da parte di un paziente armato. Più in generale, tanti utenti perdono troppo facilmente le staffe. Probabilmente la situazione economica, il momento critico attuale ne facilita la diffusione. Probabilmente gli operatori dove non sono mai avvenute queste situazioni vengono un po' così a volte presi anche alla sprovvista. A non aiutare nemmeno le tensioni sul Covid e sui vaccini, anche se su questo aspetto c'è prudenza. La situazione pandemica ha sicuramente peggiorato la situazione, quindi sicuramente un'incidenza ce la potrà avere. Dirlo così in maniera oggettiva non siamo in grado. Criminalità e spaccio a Mestre per il procuratore capo della Repubblica Bruno Cherchi. Serve un cambio di passo. Sentiamolo. Noi qualche anno fa, 3 anni fa, abbiamo fatto una grossa operazione a Mestre con la squadra mobile. Il problema grosso è un po' più ampio, cioè il dato penale non è mai sufficiente, non è mai stato sufficiente a risolvere problemi che hanno una dimensione sociale molto più ampia e per i quali la repressione penale è uno degli aspetti e non certo il più importante. Lo spaccio di stupefacenti a Mestre, in particolare in via Piave, è stato contrastato più volte da tutte le forze dell'ordine, come nel caso della maxi operazione coordinata dalla Procura distrettuale antimafia in seguito ai decessi causati dall'eroina gialla. Malgrado tutto, dopo 3 anni, la malavita è tornata a occupare le stesse strade, anzi, a causa dell'intensificarsi dei controlli, si è spostata verso altre zone della città. Contro lo spaccio è sceso in campo anche il questore Maurizio Masciopinto, incontrando di persona i cittadini. Ma il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, chiede anche un cambio di passo in altri contesti. Mi pare che 3 anni fa ci siano stati 40-50 misure cautelari, e ci ritroviamo più o meno nella stessa situazione, quindi il problema non è quello nello specifico, non è quello di dare una risposta di carattere penale, ma forse l'intervento dovrebbe essere più ampio e non meramente repressivo. La pagina politica: da una settimana al Ministero per le Imprese, il Made in Italy, come sottosegretario il veneto Massimo Bitonci fa il punto sullo stato delle imprese, i primi provvedimenti in arrivo. Ho girato moltissime aziende, ma il leitmotiv è sempre lo stesso, cioè nel senso che è difficile quest'anno chiudere
i bilanci quando hai un aumento del costo dell'energia che è raddoppiato, triplicato e qualche volta anche quadruplicato. Sottosegretario con delega alle situazioni di crisi nelle aziende, il padovano Massimo Bitonci, da meno di una settimana al lavoro al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, si aspetta mesi critici per il tessuto produttivo veneto e italiano. Vediamo comunque che c'è un aspetto positivo nell'ultima settimana, nel senso che il prezzo del gas è tornato a livelli più bassi, lo vedremo nelle bollette, anche qui la bollettazione mensile sta dando dei riscontri positivi, l'aumento per il prossimo mese per le famiglie sarà ridotto a un 10% rispetto ai mesi precedenti. Imprese e famiglie rimangono tuttavia in balia di fluttuazioni difficilmente prevedibili e il tempo per intervenire è ridotto. Stiamo lavorando e domani avremo un incontro con il ministro Urso, gli altri sottosegretari e i dirigenti per la predisposizione della legge bilancio. Approveremo domani alla Camera questa nota di variazione del documento di economia e finanza. Ormai l'inflazione, soprattutto sui beni alimentari, ha superato il 12%, il famoso carrello della spesa. Aumentano anche le entrate fiscali. Queste entrate fiscali saranno utilizzate per un ulteriore decreto aiuti che verrà approvato questa settimana o al massimo nei primi giorni di settimana prossima. E poi la legge di bilancio con degli scostamenti anche importanti, si parla di 30 miliardi di aiuti alle famiglie e alle imprese, quindi rinnovando i crediti d'imposta, rinnovando il taglio delle accise per la benzina e per il gasolio e per aiuti diretti alle famiglie. E a proposito di inflazione, la situazione resta critica nei comuni. Da Preganziol parte una proposta a provocazione precisa, quella di sospendere tutti insieme, relativamente ai sindaci, l'approvazione dei bilanci previsionali. Probabilmente la soluzione migliore è che i comuni si mettano d'accordo e concordino appunto la data di previsione del bilancio non entro il 31/12 ma in un momento successivo, in maniera da palesare questo grandissimo problema che i nostri bilanci stanno vivendo. Sospendere l'approvazione dei bilanci di previsione come forma estrema di protesta di fronte all'escalation dei rincari e all'emergenza sociale che sta ricadendo inevitabilmente sui comuni. Questa è la sintesi di quella che sembra una nuova mobilitazione dei primi cittadini della Marca. Ne parlavo ieri sera con alcuni colleghi, l'obiettivo era quello di sentire anche il sindaco Conte oggi o in questi giorni e di valutare assieme proprio questa proposta, perché probabilmente il segnale sarà maggiore quanti più comuni aderiranno all'iniziativa stessa. A Preganziol il caro energia si somma come per tutti al rialzo delle materie prime che si vede e si sente nei cantieri avviati. Abbiamo avuto grossissimi problemi con aumenti nei cantieri delle scuole, quindi davvero ci siamo bruciati solo su quei 2 cantieri quasi 1 milione di euro. Se a ciò sommiamo le bollette, davvero il salasso diventa ingentissimo. L'unico cantiere escluso in parte dal boom è fortunatamente il più atteso, quello per la rigenerazione del municipio, attualmente in corso e dove i lavori non erano più rinviabili. Avevamo delle parti che ormai cadevano, letteralmente cadevano, insomma, su scrivanie o negli spazi esterni, pioveva dentro. Adesso piove su bilanci già esangui, da qui l'appello. Dobbiamo far sì che questa necessità sia fortemente sentita anche a livello statale, perché altrimenti le nostre comunità non reggono. È morto nella notte all'età di 78 anni Giuseppe Bono, il manager che per 20 anni ha guidato Fincantieri, rilanciando la cantieristica italiana nel mondo. Lutto da Trieste a Venezia. Volevo dire a tutti quanti, guardate, io ci sono, insomma, non sarò al timone, però insomma, ci ha passato 20 anni sono tanti, insomma. Era il 9 maggio scorso. Con la voce già rotta dalla commozione, Giuseppe Bono lasciava il timone di Fincantieri che aveva guidato per 20 anni. Nella notte il manager ci ha lasciato all'età di 78 anni. Era nato a Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia, sposato con 2 figli. Nella sua lunga e prestigiosa carriera Bono ha ricoperto ruoli apicali in numerose aziende pubbliche, dal 93 al 2002 in Finmeccanica, di seguito amministratore delegato di Fincantieri, che in un ventennio ha risanato e rilanciato
2018 portandola al numero 1 della cantieristica in Europa, prima al mondo per diversificazione e innovazione, con quasi 20.000 dipendenti, 20 stabilimenti in tutto il mondo. Stretto il legame di Giuseppe Bono con la città di Trieste, che nel 2018, per volontà del sindaco di Piazza, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Io sono nato in un piccolo paese, quindi non posso dire la mia seconda città perché quello era un paese, però la considero uno dei... Tanto è vero che io ci vivo anche a Trieste, quindi potrei stare a Roma, potrei stare a Milano, però io 2 o 3 giorni alla settimana li passo a Trieste. Non era questa l'unica onorificenza di Giuseppe Bono, che era anche, tra l'altro, Cavaliere del Lavoro, Cavaliere della Legion d'Onore francese, oltre che membro del Consiglio Generale di Confindustria e presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Laureato in Economia e Commercio, la sua capacità manageriale, che aveva trasformato in un impero un'azienda in difficoltà, era riconosciuta ovunque, tanto che nel 2006 è stata conferita la laurea honoris causa in ingegneria navale da parte dell'Università di Genova. Sempre presente con orgoglio alla consegna dei gioielli costruiti nei cantieri navali, era ben voluto dalle maestranze e non mancava mai di indicare nei discorsi ufficiali quella che era la sua visione di modello e di sviluppo futuro della produzione in Italia, anche e soprattutto dal punto di vista occupazionale. Abbiamo bisogno che forse le nostre università sfornino più tecnici e meno finanzieri che poi studiano alla Bocconi o alla LUISS e se ne vanno a Londra o in giro per il mondo. No, abbiamo bisogno di gente che resti qui e innamorata di un lavoro che possiamo insegnare a tutto il mondo. Pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per andare a Padova e parlare di un ottobre da record sul fronte del turismo. Ottobre da record per il turismo a Padova, con 32.000 visitatori alla Cappella degli Scrovegni e quasi 14.000 al Palazzo della Ragione, e poi con 4 mostre di alto livello aperte contemporaneamente. Sono dati che di solito venivano registrati nei mesi alti, quindi aprile, maggio, giugno, poi l'autunno patavino era un crollo. Ecco, evidentemente è cambiato qualcosa. Padova ad un certo punto è riuscita a raccontarsi e a rappresentarsi a livello nazionale e internazionale come una città d'arte che merita di essere visitata. Molti turisti ora vogliono visitare Padova per le sue bellezze, vivere la sua storia e le opere della Urbs Picta. Dietro c'è un'imponente campagna di comunicazione che racconta Padova come città colorata, giovane, dinamica e a quanto pare, lo dicono i numeri, questa è una strategia vincente. 4 grandi mostre, penso che nessuna città italiana possa vantare un numero di mostre importanti come Padova. Un concorso di fattori che indubbiamente ha portato Padova a salire in modo significativo nel range delle grandi città turistiche. L'obiettivo è quello di superare i 2 milioni di presenze e fare concorrenza a Verona. Una bella concorrenza alla nostra vicina amata Verona, che è una città altrettanto bella con la quale Padova potrà un domani, mi auguro, non solo competere ma anche collaborare. Gli effetti positivi sono sugli alberghi, sulla ristorazione, sui trasporti. Un ottobre che manda un messaggio chiaro. A Padova non si viene più per sbaglio nel tragitto Verona-Venezia e viceversa, ma per una precisa scelta dei visitatori. Poco fa. È tutto anche per questa edizione dal Veneto. Ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. L'arrivo di una perturbazione di origine atlantica porterà a un peggioramento del tempo. Il dettaglio di mercoledì 9 novembre. Sul Veneto avremo cielo grigio e coperto sin dal mattino, ma sarà generalmente asciutto. Poi qualche piovasco a carattere sparso e a seguire le precipitazioni diventeranno via via più diffuse in serata e nella notte. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime invece comprese tra i 14 e i 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo nuvoloso con possibili deboli piogge a carattere locale, più frequenti e probabili a est e verso sera. Temperature minime sugli 11-14 gradi, massime intorno ai 14-18 all'incirca.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà possibile qualche raggio di sole sui settori più a nord, altrove molte nubi e nella notte anche locali precipitazioni. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 13-15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.